In occasione della festa per i 70 anni del campanile di Romano, l'esperto di tradizioni Roberto Popi Frison intratterrà gli ospiti con alcuni racconti e aneddoti del tempo. Abbiamo scelto intanto la data del 13 giugno perché è la data legata al nostro Sant'Antonio da Padova e perché, come ricorda i nostri veci, quel giorno del 55, quando venne inaugurato il campanile, venne benedetto dal vescovo Girolamo Bortignon il 23 aprile di quell'anno, però la gente aveva so bel pareggio, far tutto bene, con calma, e così quel giugno festeggiarono, come festeggeremo noi domani, grazie anche all'associazione che cura diciamo, le attività della parrocchia, il Noi con Voi di Romano. Allora sono riuscito a tirar fuori dei racconti, degli aneddoti molto curiosi da parte dei paesani. A cominciare dalla storia dell'orologio mancante sul quadrante est. I romanotti ci sono chiesti, ma insomma questo quadrante, insomma, venne realizzato però con una firma. Qui abbiamo l'orologio che dà verso est, che alle 9 invece hanno fatto uno scherzo qualcuno e l'ha messo alle 11, però è una bella firma. E poi ci sarà la tanto attesa chiamata del campanile. La chiamata del campanile è quando l'altro elemento importante, l'altro simbolo importante del campanile, che quando suona chiama la gente a messa, chiama la gente qui in piazza. In quel caso c'era da costruire il campanile e quando suonava il barco a turno le borgate di Romano scendevano in piazza e veniva a tirare chi mettere a posto mattoni, chi andare a prendere la sabbia, e tutti aiutavano a costruire questo campanile. È stato il lavoro di tutti.